Con Gioele Lazzari, capitano di Trissino, quanto vale questo punto, soprattutto quando eravate sotto 4-1? Vale molto, sapevamo che era una pista difficile, con buoni giocatori, una buona squadra, vale molto. Gli ultimi 2 minuti pensavamo anche ai 3 punti, però è stato molto dura questa partita, anche fisicamente e tatticamente. Da capitano come giudichi la prestazione della squadra collettiva? Buona, magari il primo tempo si poteva evitare qualche gol di prendere, siamo andati sotto 3-1, ma il secondo tempo siamo entrati decisi, abbiamo fatto la nostra partita, sono contento, contento. Dove può arrivare questo Trissino secondo te? Noi buttiamo la salvezza, ma abbiamo visto che possiamo fare di più, anche stasera, anche le partite scorse. Cioè, giochiamo con tutte, noi entriamo in pista sempre con la voglia di vincere e con questa mentalità. Prossima partita contro Bassano, che match ti aspetti? È un altro match duro, il campionato dei due è molto stabile, ma anche lì proviamo a portare a casa 3 punti che ci servono.